Vangelo secondo Marca, capitolo 9. A trasfigurazione Gesù. 6 giorni dopo, Gesù pigliò insieme con essi Pietro, Giacomo e Giovanni e portò in coppa al mondo assai aiavate, arrasate tutte late. E là, coppa a chi lo mondo, si trasfigurò innanzi a loro, e veste sue addiventarono sbrenende, bianche e come la luce. Addiventarono così bianche che nessuno le andare in coppa a terra e potrebbe far diventare più bianche. E accompagnetta vicino a esse Mosè e Elia, che si mettettero a parlare insieme con esse. Pietro, pigliando la parola, ricetta a Gesù: Signore, com'è bello per noi a stare qua. Perché non facciamo qua 3 tende, uno per te, uno per Mosè e uno per Elia? Non sapeva manco che la lasciava la bocca, perché tutte e 3 erano state afferrate in un schianto assai rosso. Poi una nuvola arruolò tutte e 3 rinda all'ombra soia, e rinda a quella nuvola si sentette una voce che diceva: Chisti è il figlio mio più caro, che tengo. Sentite sempre con tutto quello che vi dice. E subito dopo, guardandosi attorno, non vedette più nessuno, a fuori a Gesù che stava solo vicino a loro. Dramente scendeva una coppa a chi lo mondo. Gesù comandò a loro e non dice niente a nessuno, e tutte quelle che avevano visto, sino a quando il figlio dell'uomo non fosse risorto a dei morti. Tutte e 3 tenettero questa cosa rinda a capo a loro e si mettettero a chiacchierare l'uno con l'altro, domandandosi che volesse dicere Gesù, dicendo: a risorgere a dei morti. Poi ricettano a Gesù: Maestro, perché tutti i mastri della legge dicono che prima da venire il profeta Elia in mezzo a noi? Sì, ricetta allora Gesù, prima da venire il profeta Elia, perché metterà a posto tutte le cose. Ma che è scritto in quello figlio dell'uomo? Sta scritto che da male per te, assai, e ad essere insurdato. E beh, io vi posso assicurare che Elia è già venuto e hanno fatto a essa quello che loro hanno voluto, proprio come sta scritto in da Bibbia in quella essa. Gesù guarisce un'epilettica. Quando arrivarono vicino a tutte le altre discepoli, vedettero che loro erano attorniati a una cofane gente. E certi mastri della legge che acchiagliavano con forza insieme con loro. Tutta quella gente, in Roma vedette che arrivava Gesù, proprio da là, Roma vedette che ne meraviglia, e subito correttero innanzi a Gesù, poi a salutare. E Gesù addimandò a tutti i discepoli suoi: ma che cosa stive chiacchierando insieme con loro? E no, ma che stava in mezzo a quella gente rispondette dicendole: Maestro, oggi portato innanzi a te figlio che ha imbussato uno spirito infame, che non lo fa manco più parlare. Quando chi lo spirito infame trase rindo il corpo ai figli, o votto in terra, e chi sta comincia a sbattere riente e a vuotare scuma per mocca. E tutto il corpo suo addiventa tisica come se fosse morto. Ha già dimandato a tutti i discepoli tuoi che scacciassero chi lo demonia rindo il corpo suo, ma allora non hanno avuto la forza di fare. Gesù, tanto, rispondendo a questa ricetta: gente senza fede è infame, sino a quando vi credete che avessero rimanere ancora in mezzo a voi. Per quanto tempo ancora va Gesù portare? Portatemi qua, innanzi a me. E loro non ci portarono innanzi. In Roma vedette a Gesù che lo spirito infame ora è uno scosso assai violento che vuotava in terra, e ora gugliava innanzi ai piedi Gesù Cristo, facendolo vuotare scuma per mocca. E tanto Gesù domandò a chi lo padre: ma a quanto tempo le succede tutto questo? Maestro, rispondette il padre, a quando era ancora piccerello. Anzi, più è una volta che lo spirito infame l'ha buttato pure rindo al fuoco e rindo all'acqua, poi fa morire. Signore, se tu potessi fare qualcosa per noi, aiutaci, abbi pietà di tutti e due. Se tu potessi, rispondette Gesù, tutto è possibile a chi crede rindo a me. E subito il padre che lo guaglione rispondette con una voce assai avida: Signore, io credo rindo a te, ma tu aiutami, sicché la fede che hai tengo non è forte. Abballure tu la fede mia. Gesù, vedendo che stava arrivando, nato cuofane gente, e che la gente cresceva sempre più,
a minacciare forte che lo spirito infame, dicendo: spirito muto e sordo, gli tu comando, gli esce subito rinda il corpo, e chi sto aglione non ci torna mai più. Chi lo remonia luccanno forte e straziandolo con violenza se ne ascetta, e chi lo aglione caretta in terra come se fosse morto, tanto che tutta che la gente ricetta: mo chi sta è morto veramente. Ma Gesù, gli angeli che in mano, la zaia a terra, e chi sta, sai zaia all'erta. Quando Gesù trasette rindanata a casa, tutti e due i discepoli suoi s'accustaino, nanzi e le ricettano: Maestro, perché noi non siamo stati capaci di scacciare chi lo demonio? E Gesù rispondette a loro dicendo: che sta sorta di demonio si può scacciare solo con la preghiera, e tutte le altre cose non servono a niente. Secondo annunzio della passione. Gesù poi partette là, con tutti i discepoli suoi e segnette per tutta la terra della Galilea, lontano dalla gente, perché non voleva far sapere a nessuno chi sa dove stava. E si mettette a lezione ai discepoli suoi e dicette a loro: o figlio dell'uomo sta per essere consegnato rinda in mano all'uomo, come terranno a morte, ma roba che l'avranno accisa, a risuscitare nata volta, roba 3 giorni. Loro invece non solo non avevano capito niente, e tutto quello che essa aveva detto a loro, ma non tenettero manco coraggio di fare a dimandare goppa a chi stu fatta. Chi è o più grosso? Quando arrivavano a Cafarnao, trasette rinda a casa loro, e Gesù addimandai a loro: ma che stiva parlando in mezzo alla via? E loro non tenevano coraggio di parlare, perché in mezzo alla via si stavano quasi appiccicando l'uno con l'altro, per sapere chi fosse più grosso in mezzo a loro. E Gesù, prima si assettaia, poi facette accostare vicino a esse e durice ricette a loro: se uno di voi può essere il primo, ha da diventare l'ultimo, ha da essere lo serve tutte le late. Poi che mai una creatura, lo facette mettere in mezzo a loro, e abbracciandola forte ricette a tutte e durice: chi accoglie una di queste creature rinda un nome mio, accoglie pure a me. E chi accoglie a me, non accoglie solo a me, ma accoglie pure a chi che mi ha mandato in mezzo a voi. O nome è Gesù. Giovanna le ricette: Maestro, avevamo visto uno che scacciava demonia rinda un nome tuo, e subito noi l'avevamo fatta snagazziata, perché non era uno dei nostri. E Gesù rispondette a chi sta dicendo: non facete più così, perché non ci può essere nessuno che facesse un miracolo rinda un nome mio, e subito troppo si mettesse a sparlare contro me. Chi non è contro noi sta insieme con noi, e ognuno che vedrà un bicchiere d'acqua a nome mio, perché siete discepoli miei, vi posso assicurare che chi non perderà il compenso suo. O scandalo. Ma chi scandalizza uno di questi piccirilli che credono rinda a me, sarebbe assai meglio per essa che già pennessere una rossa prete centimetri in canna, e ho buttasse rinda zuffunno romare. Se a mano tu ti scandalizza, tagliatella, perché è meglio per trasere rinda la vita con una mano sola, che hanno a fornire con tutte e due in mano rinda a genna. A do fuoco non si studia mai. Se o per tu ti fa una infamità, tagliatella, perché è meglio per trasere rinda la vita con un per solo, che essere buttato con tutte e due per rinda a genna. Se l'occhio tuo ti scandalizza, scippatella, perché è meglio per te trasere rinda o regno di Dio con un occhio solo, che essere buttato con tutti e due occhi rinda a genna. A dovermo loro non muore, e il fuoco non si fornisce mai, perché ognuno verrà salato col fuoco. O sale è una cosa buona, ma se o sale si perdesse il sapore suo, con che cosa potrete far diventare una volta salata? Perché sta veriga, cercate di sempre il sale rindi i chiocchi vostri e sforzatevi di campare sempre in pace l'una con l'altra.